Viabilità di Conegliano. Piero Garbellotto, candidato sindaco di Libertà Civica e Popolare, Lega e Fratelli d'Italia, annuncia l'unione di intenti con il vicino comune di San Vendemiano per realizzare l'attesa bretella tra l'A27 e la Zoppa Sarena. Lo fa alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, e dell'assessore alle infrastrutture, Elisa De Berti. La regione e anche la provincia concordano nell'importanza dell'intervento. Oggi sicuramente bisogna completare il raccordo dalla Zoppa Sarena alla 27, c'era il sindaco di San Vendemiano anche per questo. Bisogna istituire delle zone ZTL nel quartiere di Campolongo per sollevarlo da questo traffico. Bisogna fluidificare l'attraversamento est-ovest e ovest-est di Conegliano. Il tema della tangenziale sud è un tema che va riconsiderato dopo l'apertura della pedemontana. Il precedente della 28, aggiunge, è lampante, ma in tema di viabilità e turismo Conegliano guarda anche alle Olimpiadi invernali di Cortina Milano del 2026 e lunedì proprio Garbellotto incontrerà il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, e il vice sindaco di Venezia, Andrea Tomaello. Per far territorio, per far parte anche della partita delle Olimpiadi 2026, per far parte dell'asse Venezia-Cortina, bisogna iniziare anche a dialogare con gli interlocutori, che sono interlocutori importanti, come il sindaco di Cortina e il vice sindaco di Venezia, con i quali stiamo già pensando delle strategie, con i quali penseremo delle strategie per il futuro, perché c'è un patrimonio dell'UNESCO che sono le Dolomiti, c'è un patrimonio dell'UNESCO che è Venezia e al centro c'è il patrimonio dell'UNESCO delle colline di Conegliano e Valdobbiadene.